onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, e buongiorno al nostro Alex Cereda, buongiorno alla signora Giovanna Scaglione, benvenuti a questa terza puntata dedicata all'immenso Franco Scaglione qui sul garage dell'Alfista. E allora Alex, signora Giovanna, ci siete? Grazie, Eccoci, saluto eccoci. tutti con tutto il cuore, grazie. Grazie a lei, Saluto- signora Giovanna. Un Alex, saluto anche da parte mia agli amici, che sono tanti, che ci ascoltano, che pazientemente si sintonizzano la mattina su Radio Libertà via web o via TV. Scusate la mia Ciao, voce oggi un po' Alessandro. dimenticata. Allora, oggi chiederò all'amica Giovanna Scaglione di parlarci della Giulia Sprint speciale, ovvero la Giulia o Giulietta inizialmente chiamata la SS, uno dei capolavori disegnati da suo padre. Vorremmo sapere di più o qualche aneddoto particolare sulla realizzazione di quest'auto, che ha avuto una genesi molto unica e oggi è una delle Alfa Romeo, dopo la 33 stradale, a essere ricercata e apprezzata. Sì, è vero, la SS è quella che poi tutti chiamano SS per comodità, per brevità, e forse una delle più significative, senza togliere niente alla Giulietta Sprint, ma la SS è molto più sportiva ed è bella. A me è sempre piaciuta tantissimo. L'ho seguita per quello che potevo con la mia età, perché logicamente ero anche abbastanza piccola a quei tempi. Però mi ricordo quando Babbo, insieme a Nuccio Bertone, sono andati a fare le prove coi fili di lana, perché a quei tempi logicamente, non essendoci le gallerie del vetro, c'era quella della Ferrari, ma chiaramente non si poteva adoperare, e quindi si poteva vedere quanto la macchina fosse efficiente attaccandoci con lo scotch sulla carrozzeria dei fili di lana, poi facendo partire la macchina e mantenerla a una determinata velocità, che era quella che poteva dare delle cose, dei risultati più significativi. E io ho qualche foto ed è veramente emozionante, perché si vede Babbo che attacca i fili di lana con Nuccio che lo guarda. L'ho vista queste foto, le ho viste, molto belle. Te le hai viste, sono un po', al giorno d'oggi sono decisamente particolari, perché queste cose non si fanno più. Sono state fatte anche con la 33, i fili di lana, anche lì. Però la SS secondo me è una macchina veramente sportiva. Soprattutto per quei tempi, non lo so, io la definirei, scusatemi, sono di parte perché sono la figlia, quindi logicamente le cose le vedo con un occhio forse più amorevole, però per quei tempi era veramente bella. No, Lo è straordinario, ancora direi. adesso. Un mio conoscente che abita qui in Toscana l'aveva comprata 11 anni fa in Svezia, poi per ragioni di salute, per motivi che non poteva più stare dietro al suo parco macchine, l'ha rivenduta e 2 anni fa l'ha rivenduta per 140.000 euro.
tenuta in modo perfetto, per carità. Comunque è una macchina che adesso ha un valore non indifferente. Diamo anche qualche dato tecnico. Un'auto disegnata nella seconda metà degli anni 50 con quella linea. Diciamo che suo padre, io lo chiamo sempre ingegnere perché l'appellativo, il grado di ingegnere non si dà solo perché uno è un pezzo di carta, ma per le capacità che ha dimostrato nel campo. L'ingegnere Franco Scaglione ha fatto un capolavoro perché ha anticipato, ecco da lì il futurista, come uno dei soprannomi che aveva, il futurista del design, ha anticipato le linee che sarebbero arrivate 10 anni dopo e che ancora sono attuali. L'auto era straordinaria, scusate, oggi ho un po' di mal di gola, spero che la vitamina C mi aiuti. Un'auto che pesava ai tempi... bene, mi raccomando, abbi cura di te. Sì. È 875 kg, che significa un'auto costruita bene. Allora non c'erano tanti materiali speciali. Lavorare quelle modanature con quelle curve estreme era difficilissimo. Però suo padre, mi raccontano, o comunque così si dice negli ambienti, era una persona molto caparbia, cioè perseguiva la sua idea fino alla fine, non mollava. E ha fatto un'auto straordinaria, di una linea incredibile, molto apprezzata, ed è uno dell'Alfa Romeo che sta aumentando di quotazione ogni mese. È vero. E poi c'è da considerare anche un'altra cosa, che praticamente quando è stata esposta al Salone di Torino, è stata presentata al Salone di Torino, ha lasciato alcuni giornalisti un po' così, un po' stupiti del fatto della coda completamente tronca. Ed è stata una delle prime a avere la coda tronca. Non so se te lo ricordi, Alessandro. Sì, no, benissimo. Ha questo posteriore filante che finisce con una coda tronca, che dava anche un senso di sportività. Poi molte auto hanno seguito questa moda. Certo, è vero. Moltissime auto avevano questa coda. È una macchina veramente che ha anche la sua eleganza. Io non so se chi ci ascolta e chi è appassionato di Alfa e tutto ha mai avuto occasione di vedere i vari colori della SS. Per esempio, se ne vedono molto poche, veramente molto poche. Ne hanno fatte poco meno di 1500 esemplari, quindi davvero poche. Sì, già erano poche a quei tempi, comunque adesso un colore che le sta benissimo, proprio le dà quel senso di un'eleganza quasi a livello di modaiolo, diciamo così, quando è nera. Sì, nera è uno spettacolo. Aspetta. Scusami Giovanna, chiedo alla regia se è possibile di far apparire una foto della Giulia SS, così da aiutare Eccola i nostri... qua, questa che sta apparendo in questo momento. Chi ci segue in TV da poterla mirare. Grazie. Ecco, anche questa va bene. Grazie, adesso è splendida. Sì, ora ne passo una alla nostra Sveva in modo tale che così, eccola qua, questa è l'SS, in modo tale che la proiettiamo, tac, ecco qui. Sveva, la trovi nella chat che ti ho mandato. Grazie. Tra poco apparirà. Ecco fatto. Questa è una SS, insomma, una macchina non la vediamo ancora, forse. Ecco qui, è questa l'SS. Niente, vabbè, non riusciamo a... Sì, no, tra un poco si fermerà il carosello, eccola. Finalmente, ringraziamo Sveva per la sua grazie disponibilità. alla signora Sveva che ci è riuscita. Allora, questo Giovanna fu il primo modello che nacque con questo frontale più pronunciato senza paraurti, giusto? Sì. Fu fatto in pochi esemplari. È vero. Anche un soprannome questa versione. È stata chiamata la naso basso. Naso basso. La numero uno è in possesso...
scusa se ti interrompo, sono maleducata. Qualcuno la chiamava anche lo squalo, perché vista dal frontale senza il paraurti sembrava quasi uno squalo, no? Il muso di uno squalo. Babbo era orgogliosissimo della sua SS. Credo che uno dei primi esemplari, se non addirittura il primo, è di proprietà tuttora del signor Lopresto. Non ricordo se è avvocato, non vorrei darle un appellativo di vero ingegnere. Comunque, un grande collezionista. Non me lo ricordo, sì, lo conosco. Non l'ho mai conosciuto di persona, però ci ho parlato al telefono. Sì, la prima è sua e ha vinto sia a Pebble Beach, il concorso di eleganza a Pebble Beach, che il concorso di eleganza a Villa d'Este. Chissà che lo avremo prossimamente in trasmissione, magari, se riesco a contattarlo. Finora ci sono sempre riuscito con tutti. Oggi abbiamo l'onore di avere la nostra amica Giovanna Scaglione, che anticipo, se lei è disponibile, visto le puntate e l'orario un po' ristretto, se possiamo averlo la prossima settimana, quando parleremo della Giulia Sprint, un coupé straordinario che sempre disegnato da suo padre per Alfa Romeo. Sarei veramente felice se per voi è possibile. Io ci Certamente. sono. Certo che lo è possibile. Vabbè, certo che lo è. Bisogna vedere, a volte ci sono altre priorità, altre... Giovanna, per noi è un onore averti in trasmissione, quindi mi permetto di darti del tu. È un onore che voi mi abbiate contattato e mi permettiate di parlare di queste cose, perché per me il ricordo di mio padre è una cosa che non va... non deve cadere nel dimenticatoio. Ricordiamo che hai scritto un libro su tuo padre. Ne sono stati scritti 3. 3. Uno edito dall'ASI, Franco Scaglione Designer, poi sempre dall'ASI, aspetta, è stato scritto... No, io mi riferivo al libro scritto da te, che è quello Il mio babbo. Ah, sì. Poi c'è l'ultimo, che è quello scritto da me in parte, cioè la prima metà è scritta da me, dove racconto tutta la storia di mio padre, eccetera, eccetera. La seconda metà si parla è principalmente fotografica e si parla di alcune curiosità e cose, e lì c'è la mano dell'autore, perché è stato scritto da Paolo Giaconi, che salutiamo, insieme, però io ho desiderato che sul libro ci fosse Paolo Giaconi. Antonino, una domanda alla signora Scaglione. No, io resto ogni volta affascinato dalla passione e dall'anima che la signora Giovanna mette in questo suo rievocare la figura paterna, ma soprattutto le automobili. E questo dimostra una cosa, che l'automobile può e deve essere un oggetto con l'anima. Se perde l'anima, se non è più in grado di emozionare, non andiamo da nessuna parte. Vero. Anche sentirvi parlare voi due, questo ping pong che vi rimandate, per esempio, parlare di naso basso o squalo, cioè uno direbbe, e vabbè, ma tanto una macchina è fatta di metallo, in realtà non è questo. È un'automobile, è diverso, è un'automobile. Esatto. Esattamente. Ma poi... Signora Giovanna, senta, ma secondo lei, quando è che questi oggetti di metallo prendono l'anima? Cioè ce l'hanno perché nel momento in cui chi la disegna si mette al tavolo, o la prendono gradualmente mentre piano piano vengono sviluppate da tutti quelli che ci mettono le mani sopra? Ma io penso, questo diciamo è un pensiero mio personale, quindi logicamente ognuno è libero poi di vedere l'automobile, l'auto e cose con i suoi occhi, ma secondo me già da quando viene
iniziata l'idea di che tipo di macchina si vuole creare, già lì incomincia a prendere la sua anima. Dopodiché, quando si incominciano i bozzetti preliminari, quindi la scelta, perché logicamente nei bozzetti preliminari se ne fanno almeno 4 o 5 che possono essere simili, poi si fanno delle piccole variazioni, e già lì, diciamo, secondo me incomincia, è come un bambino, ecco, dal momento in cui si sa che una mamma, scusatemi, adesso forse vado completamente fuori, una mamma aspetta il suo piccolo e quindi logicamente cos'è? È un embrione così piccolino, però la mamma sa che c'è, e via via che cresce, e il bambino vabbè cresce nel modo in cui deve crescere. L'automobile mano a mano che viene definita dai disegni preliminari, dai primi disegni costruttivi, ecco, e cresce come se fosse un bambino e prende la sua personalità. Logicamente la sua personalità è creata, secondo me, dalla mano di chi la disegna. Poi le persone che la lavorano aggiungono il loro cuore, perché chi costruisce macchine, chi costruiva, perché adesso vengono fatte addirittura dai robot, per cui a quei tempi c'era proprio il cuore degli operai. Dei battilastra anche, degli operai quelli che facevano poi a mano erano delle persone imbattibili, ed è un peccato che nel tempo questo lavoro credo si sia un po' perso, perché i battilastra adesso non lo so, ci stanno, ma tutto in 3D e cose, cioè, è lì che fa perdere un po' l'anima alla macchina, perché è tutto automatico, tutto quasi asettico. L'auto una volta ereditava il pensiero e la filosofia di chi la costruiva, sia a livello di operaio che di progettista. Oggi non c'è. Certo. Gli operai, guarda, e questo te lo posso dire veramente con tutto il cuore, in quel periodo avevano un amore proprio per quello che facevano, davano tutto se stessi, perché ci credevano e amavano la macchina, sapevano che il loro lavoro sarebbe stato veramente apprezzato. E al giorno d'oggi, con tutto il rispetto, il lavoro di un robot, per quanto possa essere fatto in modo perfetto, comunque è sempre un aggeggio meccanico, così, senza vita. Poi, per carità, il disegnatore, quello che la progetta, ci mette il suo, ma mettersi proprio le mani sopra è come se tu trasmettessi una parte della tua anima. È vero. Alla macchina. Scusate, io purtroppo vi devo dire che l'orologio impietoso ci ha raggiunto, però sabato prossimo riprendiamo da qui, dall'anima e dal trasmettere l'anima, perché sta venendo fuori una cosa stupenda, permettete. Grazie. Vi ringrazio, perché Giovanna, per me è tanto bello. Vi dico un grazie immenso con tutto il cuore. Veramente. Grazie a te che hai accettato e accetterai che la prossima settimana sarai ancora con noi e parleremo ancora di questo mondo Alfa Romeo e il mondo di tuo padre Franco Scaglione. Allora, grazie a tutti e appuntamento tra 168 ore. Grazie anche a te, Sveva, per il tuo servizio. Grazie, insomma, Sveva. Arrivederci. Grazie alla signora Sveva, grazie agli ascoltatori e un abbraccio a tutti gli alfisti, perché gli alfisti
hanno un cuore diverso da tutti gli altri. Esatto. L'alfista è artista. E così chiudiamo. Sigla, grazie. Grazie. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.